con il signor Valentino Rizzuto, titolare della Eco Pellet. Utilizzando i prodotti della natura sicuramente non sbaglia. Fra le altre cose il pellet non è altro che la chiusura di un ciclo produttivo che la natura offre dalla nascita della pianta e tutto il resto. Primo problema, rendersi conto che il pellet non nasce da rompere e distruggere le foreste, ma bensì da mantenerle e da manutentarle. Il pellet è energia rinnovabile, bisognerebbe rendersi conto che poi ci dovrebbe essere anche la coscienza di ognuno di noi e rendersi conto, come succede nei paesi scandinavi, che il pellet bisognerebbe usarlo non solo perché si risparmia, cosa concreta e reale, ma anche per una questione di coscienza ecologica. La ricerca tecnologica per cercare di migliorare in qualche maniera la qualità del prodotto. Noi sappiamo che nella situazione attuale il pellet ha una certificazione che deriva da un controllo a campione che si fa presso gli studi di analisi, ma sappiamo anche che il pellet è fatto da legno, che il legno è un materiale vivo che cambia di chilo in chilo. Noi abbiamo fatto degli investimenti per riuscire ad arrivare ad avere un brevetto innovativo tecnologico che permette un controllo non più a campione ma in continuo su tutta la produzione. Questo vuol dire certezza per chi produce, perché chi produce non può sapere quello che sta utilizzando come materia prima, e certezza per il consumatore finale. Quale sarà il futuro per il pellet e soprattutto per Eco Pellet negli anni a venire, e quale sarà l'arco temporale che vede lo sviluppo ulteriore? Diciamo crescere in simbiosi con la crescita di tutto il settore del pellet e delle energie rinnovabili, che fra l'altro si sposano benissimo con il fotovoltaico e con altri sistemi di energie rinnovabili, e soprattutto creare la professionalità che rincorriamo giorno per giorno attraverso il personale riteniamo qualificato che abbiamo. Responsabile marketing della Eco Pellet Group, un'azienda leader nel settore per il prodotto pellet. Che cos'è il marketing per il pellet? Allora, innanzitutto è difficilissimo vendere pellet perché il cliente finale ti chiede un prezzo fisso. Nel mondo del pellet è utopia avere un prezzo fisso. Eco Pellet, proprio perché crede allo sviluppo del settore del pellet, tenta in tutti i modi di rendere pressoché fisso questo prezzo. Chiediamo a tutti i clienti la flessibilità, quindi non avere l'esigenza, la pretesa di avere un prezzo fisso per un anno magari. Puntate più che altro ad avere un prezzo buono, ad avere il miglior prezzo in ciascun mese dell'anno. Ecco, l'obiettivo di tutti gli addetti al settore, come noi, come Eco Pellet, deve essere questo: dare al cliente la stabilità. Eco Pellet cerca di conseguire la qualità sin dal primo momento, quindi dalla selezione dei materiali, addirittura dalla progettazione dell'impianto, che è molto importante. E abbiamo cercato di legarlo alla qualità, come? Selezionando la qualità della materia prima e facendo fronte a eventuali problematiche a seguito di errori durante la fase produttiva, perché questi ci saranno sempre nel mondo del pellet. L'azienda grande è l'azienda che si fa carico di queste responsabilità, ritira un carico e ne paga anche le conseguenze. Noi siamo tutto questo per il cliente finale. È fondamentale avere dei buoni partner, dei buoni supporti nell'attività di commercializzazione del pellet, perché non dipende solo da noi dare un buon servizio, un buon pellet al cliente finale, al rivenditore nel nostro caso.
Servono praticamente delle aziende di trasporto importanti, serie, che ci garantiscano a noi prezzi stabili per poter poi permettere di fare dei prezzi concorrenziali anche al nostro cliente. E oltretutto, oltre che al prezzo, anche dal lato del servizio. La tempestività della consegna nel mondo del pellet è cosa veramente ardua e non sempre ci riesce, anche a noi. La sede commerciale è stata posizionata nel centro Italia proprio per permettere a tutti i clienti d'Italia di venirci a trovare, cioè sia il nostro sito principale che è www.ecopellet.it, sia tutti i siti a cascata dei vari EcoPellet Point che sono collegati al nostro. Gli EcoPellet Point, per chi non lo sapesse ancora, sono dei punti vendita EcoPellet in franchising. Sono praticamente dei rivenditori, come tutti i rivenditori di pellet in Italia, che decidono di affiliarsi al gruppo EcoPellet per avere la garanzia di essere gli unici nostri clienti in un determinato numero di comuni, quindi in un'area di esclusiva. Ingegner Caldirora, cos'è effettivamente l'impianto combinato fuoco e sole? Allora, l'impianto Solar No Limits è un impianto di riscaldamento e produzione di acqua sanitaria basato su due fonti principali, che sono il sole e la legna. Abbiamo prodotto un termocamino a legna e abbiamo voluto però portare un sistema completo. Questo sistema è basato appunto sull'energia solare, con dei pannelli solari termici a tubi sottovuoto di nostra produzione, un bollitore d'accumulo e un modulo idraulico con all'interno già tutte le regolazioni sia elettroniche che tutti i collegamenti idraulici. L'obiettivo di questo sistema è scaldare le case col sole e col fuoco, quindi rendere indipendenti le abitazioni dai combustibili fossili, utilizzando fonti rinnovabili, ecologiche, alternative come il sole e la legna. Questo è un termocamino con un vetro saliscendi elettrico, con delle prestazioni molto elevate, si prestano per qualsiasi tipo di abitazione e poi possono essere rivestiti con svariati materiali, da cornici in marmo classiche, moderne, rivestimenti in ceramica, rivestimenti rustici in pietra, si può fare di tutto e di più. Una persona dovrebbe scegliere fuoco e sole? Sicuramente deve considerare la qualità dei prodotti, deve valutare il sistema in sé, come è stato progettato, cosa vogliamo noi dare alla gente, la gente cosa vuole da questo tipo di impianto, e che principalmente vuole scaldarsi e vuole fare l'acqua calda sanitaria. E quindi questo è quello che la gente si aspetta da noi con questo tipo di sistema. Il nostro sito internet, che è fuocoesole.it, dove abbiamo una sezione dedicata al sistema Solar No Limits. Lì ci sono tutti i dettagli, dal catalogo agli schemi tecnici, che può scaricare. Eventualmente, se vuole ulteriori chiarimenti, chiama e noi siamo sempre a disposizione. Come si fa a rendere un camino perfetto con il marmo, signora Milena? Innanzitutto ci vuole tanta esperienza e dopo soprattutto una squadra, diciamo, di persone che lavorano con passione e che quindi portano a sviluppare un progetto che sia adeguato per il tipo di camino che si vuole costruire.
design dipende un po', come l'ho detto prima, dallo studio che viene fatto. Ad esempio questa cornice era stata disegnata era stato un progetto di mio fratello e aveva pensato appunto di arricchire questo tipo di pietra, diciamo, con un disegno particolare, che questa è una cornice che richiama lo stile il rococò, e l'aveva impreziosita con tutti questi disegni. Qual è la cosa più particolare che le è capitata di fare dal punto di vista del suo lavoro? Avevamo studiato le iniziali da mettere appunto davanti nella cornice. Si trova in Valpolicella, Sant'Ambrogio. www.savoiamariepietro.it. Listen here, baby. Let's stop acting so crazy. You say your mom ain't home and ain't my concern. Il nostro percorso all'interno di Progetto Fuoco 2012 è arrivato alla sua conclusione. Abbiamo visto il fuoco, il fire, fuego, detto in tutte le lingue, in una manifestazione internazionale che conta oltre 500 aziende provenienti da tutto il mondo. Questo è il salone più importante relativo a quella che è la combustione del materiale legno e tutto il mercato adesso offerente. Abbiamo visto il fuoco impegnato per il riscaldamento, il fuoco come elemento di design, il fuoco che serve per cucinare, lo abbiamo visto in tutti i modi, perfettamente rappresentato e sintetizzato in questa kermesse fieristica, e speriamo che il fuoco sia entrato anche nei vostri cuori, così come lo ha fatto questa azienda che lo ha rappresentato così. That's what I'm talking about. Signor Michele Vigilante, la troviamo all'interno di un luogo molto particolare per il cuore di Sandrà, perché questo non è il solito ristorante, ma è effettivamente cosa? È un ristorante, è una churrascaria, cioè sarebbe un ristorante brasiliano. Qui l'effetto significativo, no? Sono le carni che sono cotte in un certo modo, allo spiedo, naturalmente alla brace, c'è tutta una metodologia di cottura delle carni. Anche di servizio all'interno della churrascaria. Giovanni Molinari, titolare di questa churrascheria. Questa idea è venuta spontanea, così dando un viaggio in Brasile, insomma, abbiamo deciso, insomma, di provare questa avventura di un ristorante brasiliano, anche perché non ce n'erano all'epoca. Per quanto riguarda la gastronomia del Brasile? Ma la carne ovviamente cotta al churrasco, allo spiedo, con la spada servita ovviamente al tavolo, tagliata giù nel piatto, i buffet vari di verdure, di piatti che possono essere la feijoada, la farofa e altri piatti, insomma, tipici della cucina brasiliana. Tutto chi che mi dà. Qui Giulio, ma cos'è sta picagna che tutti descrivono in maniera così particolare? Praticamente è la carne di maggior successo qua da noi, è una parte di posteriore di manzo, deve essere, come vedete, molto grassa, che il grasso dopo rilascia proprio il gusto particolare della carne, viene tagliata così, tipo a striscioni, infilata tipo a palla, così cotta alla brace, dopo col sale grosso, è veramente ottima. Carne, il cosiddetto churrasco, è un mix di quali tipologie di carne? Ma c'è ovviamente la carne di manzo, che è quella più ampia, carne di maiale, ma si può fare con tutti i tipi di carne, insomma. E non devono mai mancare i fagioli. Fagioli, feijoada, ovviamente il riso. E ovviamente il riso. Che lì è il piatto tipico.
gente vê come aqui da nós che a picanha tá boa. Venite tutti che vi aspettiamo numerosi.